settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, 7-15 maggio. Quindi un momento importante. E che cosa rappresentano i consorzi di bonifica? In sintesi potrei dirvi che sono enti di autogoverno del territorio che da nord a sud operano quotidianamente per garantire sicurezza idrogeologica, salvaguardia ambientale, gestione delle risorse idriche e molto di più, perché questa settimana della bonifica coinvolge tutti noi, quindi non solo gli addetti ai lavori, perché ci sarà la possibilità di visitare anche gli impianti. Io intanto mentre vediamo appunto il manifesto che contraddistingue questa settimana importante della bonifica, do il benvenuto agli ospiti: Giuseppe Romano, che è presidente dell'Unione Veneta Bonifiche, benvenuto, il direttore Andrea Crestani e Luigi De Lucchi, che è dirigente regionale del servizio bonifiche. Bene, e come sempre siamo aperti alle vostre telefonate con una domanda per voi. Siete a conoscenza del ruolo dei consorzi di bonifica? Quindi chiamateci, approfittatene. 0422 796 732 è il nostro numero di telefono. Parliamo subito, Presidente, di questa importante settimana, perché come dicevamo in apertura è un momento per dialogare con i cittadini, per vedere certe opere idrauliche che vengono definite da voi proprio delle vere cattedrali d'acqua. È bello questo termine. Sì, da non scambiare con altri termini un po' più pericolosi. È per questo motivo che noi, come Unione Nazionale delle Bonifiche, che poi ha una sua diramazione in Veneto, facciamo questa settimana della bonifica, una settimana in cui i nostri impianti, le nostre idrovore, i nostri canali, i nostri percorsi pedonali e ciclabili sono aperti a tutte quelle persone che vogliono visitarle, per rendersi conto di cos'è la bonifica in Veneto, di cosa fanno i consorzi di bonifica in Veneto e quali sono le opere che contribuiscono in modo notevole alla salvaguardia del territorio nel Veneto e a dare quell'ambiente unico e particolare che è il Veneto. Infatti in questa settimana noi abbiamo fatto una serie di iniziative in tutto il Veneto, abbiamo inaugurato idrovore nuove, le idrovore servono per elevare l'acqua dai canali, abbiamo inaugurato percorsi ciclabili nuovi, abbiamo inaugurato impianti di irrigazione nuova e abbiamo inaugurato, sempre aderenti all'acqua, anche centrali idroelettriche nuove, appunto per questa multifunzionalità che hanno i consorzi di bonifica nel Veneto e per quel senso di appartenenza che hanno i consorzi di bonifica del Veneto nei rapporti con i cittadini del Veneto. Ecco, dicevamo dighe, invasi collinari, opere idrauliche. Ecco, qual è, direttore, il compito dei consorzi di bonifica? Ci può anche dare dei dati relativi proprio alla composizione dei consorzi di bonifica? Certo. Cioè, i consorzi di bonifica operano nella manutenzione del territorio. Si occupano della rete idrografica minore che va dai grandi fiumi o dei fiumi di competenza della Regione Veneto fino alle proprietà private. Noi lavoriamo e manutentiamo il territorio per circa il 66% dell'intero territorio veneto. 1.100.000 ettari sono all'interno dei comprensori dei consorzi di bonifica. L'azione di manutenzione e di l'attività che si svolge nel territorio riguarda un'imponente mole di strutture. Quelle che abbiamo citato prima sicuramente sono manufatti, strutture importanti, però lavoriamo nella manutenzione su un reticolo di canali, oltre a questi, che si sviluppa per circa 18.000 chilometri nel Veneto. Oltre a questi manutentiamo e utilizziamo altri 8.000 canali per l'uso prettamente irriguo, quindi una dimensione, per far capire ai cittadini, di 1,5 km di canale ogni chilometro quadrato di superficie. Su questo immenso territorio, 1 milione rotti ettari di superficie, operano quasi 400 impianti idrovori di sollevamento. Questo per dire cosa? Che il Veneto per 1/3 del suo territorio è sotto il livello del mare, quindi è un territorio che viene preservato così come lo vediamo artificialmente, e grazie all'azione di pompaggio dell'acqua per portarla a mare e di manutenzione costante di tutti i canali che vediamo all'interno delle campagne. È inevitabile anche dire che la sicurezza che tutti quanti oggi chiediamo, la sicurezza del territorio veneto,
per un terzo dei comuni del nostro Veneto, della nostra regione, è a rischio idrogeologico. Quindi un terzo di comuni, nel caso in cui la manutenzione si fermasse e gli impianti idrovori venissero spenti, pian piano ritornerebbero a impaludarsi e quindi a ritornare a come prima del Cinquecento, probabilmente prima ancora della Serenissima, quando il Veneto non era abitabile per quella parte di superficie. Ecco l'azione straordinaria, silenziosa, costante tutti i giorni che i consorzi di bonifica svolgono all'interno del nostro territorio. Ecco, certamente è un dato che fa riflettere: un terzo del territorio sotto il livello del mare, pensando che questo territorio, tra l'altro, poi è un territorio anche urbanizzato, quindi con abitazioni, con aziende, con attività economiche, e lo pensiamo maggiormente quando veniamo purtroppo toccati da drammatiche emergenze come la recente alluvione. E vedremo anche delle immagini relative a quelle, quindi penso che con voi ne parleremo, perché certamente questo rischio idrogeologico è una costante che ci accompagna e ci accompagnerà sempre nel tempo, quindi dobbiamo essere pronti non a fronteggiare l'emergenza ma a prevenire. Volevo proprio sentire Luigi De Lucchi come dirigente regionale del servizio bonifiche, anche sentirla sulle ultime novità, perché so che c'è una riforma recente che è ancora in fase di realizzazione, se non sbaglio. Com'è la situazione in questo momento? Sì, stiamo vivendo un periodo vivacissimo dal punto di vista istituzionale. Siamo passati nell'arco circa 2 anni fa, anzi è passato da poco l'anniversario dei 2 anni della legge 12 del 2009, siamo passati da a un assetto istituzionale che faceva riferimento a 20 consorzi di primo grado e 1 di secondo grado, ad un assetto invece con 10 soli consorzi e più un consorzio di secondo grado. Il secondo grado è un consorzio che riunisce consorzi di primo livello, in questo caso per finalità principalmente irrigue. La riforma incominciata con la legge 12 di fatto poi si è attuata quasi quasi con completezza per quanto riguarda i provvedimenti che la Giunta regionale doveva assumere nell'arco di questi 2 anni. Il primo grande evento è stato quello di portare tutta la contribuenza alle elezioni per rinnovare gli organi. Ecco, quindi passando da 20 consorzi a 10, ovviamente c'è stata la necessità di dover mantenere la continuità. Molta parte dei contribuenti chiamati a venire a votare hanno dovuto riconoscersi in nuovi enti. Alcuni enti erano addirittura l'accorpamento di 3 precedenti consorzi e quindi c'è una fase, forse ancora non conclusa, di nuova identificazione in nuovi enti con dimensioni decisamente più ampie, dove di fatto anche c'è un alleggerimento nella presenza degli organi consortili. Siamo passati da assemblee formate da 30 componenti da consigli, allora si chiamano ad assemblee, invece ora formate da 20, il consiglio di amministrazione ha sostituito la vecchia giunta, il presidente è rimasto, era presente. La grande novità è stato l'ingresso all'interno dell'organo esecutivo del rappresentante dei sindaci, e quindi per assicurare una partecipazione diretta da parte delle amministrazioni locali. Ecco, perché voi vi muovete, Presidente, in sinergia anche con ovviamente l'Unione dei Sindaci Italiani, c'è un rapporto costante tra di voi? Sì, c'è un rapporto costante con tutte le amministrazioni comunali, perché è innegabile il rapporto che c'è, anche perché soprattutto per quel che riguarda gran parte degli strumenti urbanistici, con le ultime leggi e le ultime norme entrate in vigore nel 2003-2004 è importante l'invarianza idraulica, quindi è importante il rapporto che si istituisce appunto anche nella programmazione di un territorio con le amministrazioni. Ed è soprattutto su questo versante che l'Unione regionale delle bonifiche sta portando avanti un nuovo approccio con il territorio, infatti l'abbiamo voluto chiamare patto con il territorio, e che si concretizzerà mercoledì prossimo con una tavola rotonda chiamata appunto patto con il territorio, dove tutti gli attori che lavorano per il territorio, e i consorzi di bonifica sono sicuramente attori che lavorano per il territorio, e quindi i consorzi di bonifica, la Regione del Veneto della difesa del suolo,
le province venete, l'ANCI Veneto e la Protezione Civile del Veneto. In quell'occasione si discuterà di fare sinergie tra enti che rappresentano il territorio e si faranno anche protocolli d'intesa, si firmeranno nuovi protocolli d'intesa, visto anche la novità della nuova composizione dei consorzi di bonifica, come diceva prima il dottor De Lucchi. Ecco, dove si terrà il convegno del 18? Si terrà a Padova all'Hotel Crown. Ecco, e quindi questo è il momento, diciamo, è la sintesi della settimana della bonifica e dell'irrigazione. Come sta accogliendo il cittadino, la gente, questa settimana, questo invito anche ad andare a visitare gli impianti? Perché voglio ricordare che ci sono anche delle biciclettate, dei percorsi cicloturistici molto significativi, molto belli, cioè c'è un'apertura anche alla visita dell'aspetto naturalistico delle nostre zone, delle zone di tutta Italia ovviamente. La settimana della bonifica è un appuntamento a cui i consorzi, giunta al 10° anno, a cui i consorzi credono in modo particolare. Le iniziative di quest'anno sono riunite in un programma molto cospicuo, molto consistente. Sono oltre una cinquantina di iniziative all'interno di tutto il territorio veneto e per i cittadini, per i telespettatori, se vogliono prendere atto di quello che è il programma, peraltro siamo già a metà settimana, all'interno del sito dell'Unione Veneta Bonifiche www.bonifiche-uvb.it possono trovare l'intero programma delle iniziative. Ecco, la fermo un attimo direttore su questo, intanto prendetevi nota appunto perché è interessante il programma dell'iniziativa e dobbiamo cedere la linea per un attimo alla regia, ma ricordatevi anche che dopo giocheremo con un nostro numero telefonico. A tra poco.